Il TG del quotidiano La Nazione Siciliana, notizie della Sicilia in 3 minuti. A settembre la legge per l'elezione diretta delle province. Il presidente Schifani, in un'intervista al Giornale di Sicilia di ieri, propone tempi rapidi per la legge per l'elezione diretta degli organi delle province. Entro luglio in commissione e a settembre in aula. Schifani si mostra sereno sul divieto di proroghe dei commissari posto dalla Corte Costituzionale e sull'obbligo di procedere alle elezioni di secondo grado. Se anche il governo nazionale impugnasse, sostiene Schifani, la Corte impiegherebbe 1 anno per annullare e per allora noi avremmo già votato con l'elezione diretta. Confidiamo nella serenità del Presidente, ma auspichiamo massima celerità. Insultano Beatrice Venezzi, ma i veri fascisti sono loro. La famosa direttrice d'orchestra Beatrice Venezzi, direttrice artistica della Fondazione Taormina Arte, è stata contestata in Francia in quanto considerata fascista da 12 associazioni di estrema sinistra che hanno chiesto al comune di Nizza di annullare l'invito a dirigere la locale orchestra per il concerto di Capodanno. L'accusa ridicola si basa sul fatto che la Venezia è consigliere per la musica del governo Meloni e ha partecipato a iniziative di Fratelli d'Italia. Che dire, a noi fascisti sembrano loro. Schifani annuncia accordo con Roma su assunzioni. Nell'intervista di ieri sul Giornale di Sicilia il presidente Schifani fa un annuncio clamoroso. Si sta arrivando a un accordo con il governo nazionale che appare disponibile ad allentare i vincoli dell'accordo degli anni passati e a consentire quindi di bandire nuovi concorsi alla regione. Schifani si è dichiarato ottimista sulla possibilità di indire entro l'anno un concorso per funzionari per coprire fino alla metà dei 1.200 posti vacanti. Caronte sospende contratto con la Regione per le isole. La magistratura non ha dissequestrato le navi della Caronte in servizio DAE per le isole. La vicenda è relativa all'accusa di non soddisfacimento nelle navi delle clausole previste dai contratti, soprattutto per i disabili. La Caronte ha ieri quindi dichiarato di considerare sciolti per impossibilità sopravvenuta i contratti con la Regione e di non poter garantire i servizi di trasporto con le Eolie, le Egati e Ustica. Convocato ieri dalla Regione un incontro urgente. Schifani incontra RFI sui lavori nelle ferrovie siciliane. Ieri a Palazzo d'Orleans si è tenuto un incontro tra il presidente Schifani, il presidente di RFI, Rete Ferroviaria Italiana, Dario Lobosco, e l'amministratore delegato Giampiero Strisciuglio. Nell'incontro si è fatto il punto sullo stato dei lavori di ammodernamento delle ferrovie dell'isola. L'alta velocità in Sicilia è una finzione. Si è tenuto ieri a Scilla, in Calabria, il Focus Sud e Futuri della Fondazione Magna Grecia. Nel corso dei lavori è intervenuto il professor Francesco Russo, docente di Ingegneria dei Sistemi di Mobilità Sostenibile dell'Università di Reggio Calabria, il quale ha evidenziato con forza e portando inequivocabili dati a sostegno che quella che viene definita alta velocità in Sicilia altro non è che una buona linea ordinaria che raggiungerà al massimo i 180 km/h. Va ricordato che l'Unione Europea considera ad alta velocità solo le tratte percorribili a 300 km/h. Oggi è tutto per l'informazione della Nazione Siciliana notizie.sicilia. Approfondisci su www.lanazionesiciliana.eu.